Continua il lavoro parlamentare in favore dei cittadini del Veneto e di tutto il Paese. Oggi abbiamo incardinato in Commissione Cultura il provvedimento olimpico, una legge importantissima che dovrà gestire l'evento di Milano Cortina del 2026. In un momento drammatico della nostra comunità, con l'esplosione del contagio del virus, pensiamo al dopodomani e quindi non solo alla gestione ordinaria, come è giusto che sia, di questo evento straordinario come è il virus, ma anche a pianificare il futuro. Il futuro di una grande manifestazione è un futuro di sviluppo, di opere, di infrastrutture, di risorse che arriveranno nei territori della Lombardia e soprattutto del Veneto. La possibilità quindi di dare prospettiva a tutti i nostri concittadini in un settore strategico come è quello della promozione del territorio. Ecco, quindi tutto questo è dentro la legge olimpica che inizia oggi il suo iter, ma speriamo dia soprattutto fiducia alle nostre comunità.